Il mio nome è Maria Pia Bellis, ho conosciuto il progetto Pieces of Venice perché sono un'amica di Karin e Luciano e ho sentito parlare da loro durante un caffè un sabato mattina di questo progetto molto bello e mi sono entusiasmata, ho chiesto se potevo partecipare con l'ideazione di qualcosa. Quello che ho pensato è una passeggiata ideale a Venezia e quindi ripercorrendo mentalmente le calli e vari luoghi, cercando di rappresentare solo alcune cose di questa città che conosco molto bene. Alcune cose sono i suoni, perché è una città con un sacco di suoni e di rumori, anche se si pensa al contrario, perché avviene tutto per strada, e anche con delle inaspettate visioni, perché per quanto la si conosca bene ci sono sempre degli angoli che non si sono mai scoperti. E quindi ho lavorato a una specie di mappa del tesoro in cui ci sono questi oggetti sono dedicati ognuno ad un sestriere, ognuno ha un nome che ha un indirizzo di un luogo ed è un luogo che ha un significato rispetto all'oggetto prodotto. Per cui spero che chi andrà a cercare gli indirizzi con i nomi del proprio oggetto potrà sorridere dell'attinenza che c'è tra lui e il luogo a cui è stato dedicato. Un'altra cosa molto interessante per me è stata avere la scelta di un materiale con cui lavorare, che è il legno della bricola, perché è assolutamente importante questa cosa che chi va a comprare uno di questi pezzi di design porta a casa un pezzetto di qualcosa che ha avuto un'altra vita in laguna, ha avuto una vita d'acqua come il legno delle bricole, e la seconda possibilità è una possibilità invece terrestre in qualche modo di riutilizzo e non di scarto e di perdita.